troviamo a Malga Ciapella, a 1450 metri. Vedete le mucche a pascolo. Guardate che meraviglia. Qui dove parte la ferrovia, la funivia che porta a Malga Ciapella. Vedete? Guardate le mucche che meraviglia a pascolo, sono addirittura sedute. E qui la marmolada. Qua abbiamo gli asini. Vedete che meraviglia, che si avvicinano. Guardate che esemplare, che meraviglia. Guardate quanti ci sono. Guardate che meraviglia. Guardate che esemplare. Guardate che esemplare stupendo. Posto meraviglioso qui, Guardate i pini, che meraviglia. Qua avete la possibilità di fare anche il picnic, vedete? Avete anche il russello che passa, posto meraviglioso.
E lì vedete, è lì dove entra la funivia che arriva alla Marmolada. È lì dove partono le funivie per la Marmolada, che la vedete in azione adesso. Vediamo se riesco a prenderla. Vedete che sta entrando la funivia. Vedete? Eccola là. E adesso andiamo a riprendere l'altra. Vediamo se riusciamo, che sta entrando. È già entrata. Va bene, dai. Questa è la Marmolada, la meraviglia della Marmolada. Vedete le mucche che si sono alzate. Vedete? E vedete la mucca che sta alzandosi. Guardate che meraviglia qui per mangiare, per il picnic. Siete a un russello fantastico con Ponticello, vedete? C'è un signore addirittura coi piedi in acqua. Deve essere bella gelida, eh.
vedete, mangiare all'aria aperta, davvero fantastico. Siamo a Malga Ciapella, a 1450 metri. Siamo sotto la Marmolada, che la vedete, eccola qua. Questa è la Marmolada, il crepaccio della Marmolada, ci sono i ghiacciai. Guarda che meraviglia. Vedete la gente che viene su in moto, che meraviglia. Guardate che panorama bellissimo. Vedete il piccolino che succhia il latte, l'asinello alla mamma. Guardate che meraviglia. Vedete l'espressione della mamma, che contenta. Guardate come che si allatta. Vedete sempre le mucche al pascolo, che meraviglia. Guardate, un esemplare più bello dell'altro. E termino con la Marmolada.